È un momento fondamentale in cui la conferenza dei sindaci si ritrova e comincia il percorso futuro. Il post-Covid sarà importantissimo. È partita dal dato confortante di una stagione estiva largamente superiore alle attese, la conferenza dei sindaci del litorale veneto, la prima con i neoeletti primi cittadini di Caorle, Chioggia, Rosolina e San Michele al Tagliamento. L'incontro, allargato poi anche alle categorie e ai consorzi di promozione, si è tenuto a Jesolo per cominciare a programmare il lavoro futuro. La Costa si è messa insieme e ha capito che non ha senso andare a promuovere San Michele al Tagliamento, o chiamiamola pure Bibione, e Caorle, e Jesolo e Rosolina per conto proprio, ma siccome facciamo parte tutti di un sistema che offre un prodotto turistico che, pur avendo delle diversità però è similare, va fatto insieme, tutta la Costa insieme, con alle spalle la Regione Veneto, soprattutto nei mercati internazionali. Il tavolo della conferenza dei sindaci ha rafforzato il peso del litorale veneto, offrendogli una voce univoca attraverso la quale dialogare ai livelli superiori della politica. Per risolvere i tanti problemi che affliggono le località balneari si stanno creando appositi tavoli di lavoro alla ricerca di soluzioni condivise. I due temi fondamentali sono quello della sicurezza del commercio abusivo e quindi di una città che sia sicura per i residenti e sicura anche per gli ospiti, e quindi faremo un tavolo di lavoro su questo importante tema. L'altro tema è il tema del lavoro per le imprese e per i lavoratori, e quindi anche su questo noi vogliamo uscire con un documento che sia l'espressione di quelle che sono le esigenze dei nostri territori, le esigenze che i sindaci interpretano, e anche condivisione con le categorie di questi importanti temi d'attualità.